Il deputato regionale del Nuovo Centrodestra, Enzo Fontana, ha riunito amici e iscritti al partito ad Agrigento, al Grand Hotel Mosè, in occasione dello scambio di auguri natalizi. A termine dell'incontro abbiamo registrato il messaggio di Enzo Fontana. Abbiamo voluto organizzare questo incontro come facciamo solitamente prima delle festività per un momento di scambio di auguri e credo che quest'anno siano ancora più sentiti visto il momento che viviamo sia come Paese sia come regione, come territorio. Le difficoltà sono tante, la gente ha grande sofferenza, purtroppo il lavoro non c'è, siamo tartassati da una pressione fiscale che talvolta diventa veramente insopportabile e tante questioni che purtroppo rendono sempre più difficile il nostro vivere quotidiano. E allora noi in questo momento di scambio di auguri vogliamo veramente sperare che il nuovo anno, il Santo Natale prima e il nuovo anno possano portarci veramente cose nuove, che ci possa essere un cambio di rotta soprattutto per quanto riguarda la grave crisi economico-finanziaria, ma che ci possa essere anche un cambiamento nel trend rispetto agli anni passati e che quindi ci possano essere dei segnali di ripresa che possano riaccendere in qualche modo la speranza in tutti noi, soprattutto nelle fasce più deboli, soprattutto ai giovani che non hanno lavoro, alle famiglie che sono in difficoltà, a coloro i quali hanno perso il lavoro, magari l'avevano e non l'hanno perso, insomma a tutte quelle persone che in questo momento vivono veramente una grandissima difficoltà. L'augurio è quello che ci possano essere veramente nuove speranze perché i giovani possano avere maggiori opportunità, perché chi in questo momento, anche il mio pensiero va ai precari, va a tutti i precari degli enti locali, ai precari della formazione, dello sportello multifunzionale, di altri settori dove si registrano purtroppo ancora oggi momenti di assoluta deficienza e speriamo che questo governo, il governo Crocetta, possa anch'esso cambiare rotta e quindi dare le risposte che i siciliani si aspettano. Oggi c'è stata una grande partecipazione di amici che sono venuti da tutta la provincia e questo mi dà anche la forza per continuare le nostre battaglie, anche se pure all'opposizione. Quindi con questo augurio che io concludo questo mio breve appello augurando a tutti i siciliani, a tutti gli agrigentini un 2015 che possa essere migliore dell'anno che sta per andare via.